Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo le previsioni per questo lunedì 16 marzo 2020 e cosa possiamo attenderci dagli influssi delle costellazioni in questo giorno. Prima però di addentrarci in questo approfondimento vi invito, se ancora non lo avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Vediamo dunque quali sono gli influssi di questo giorno governato dalla Luna, che è indice di mutevolezza e anche di emotività, oggi rafforzato in modo veramente importante dalla presenza della stella Capo Cancro, che ovviamente appartiene al dominio lunare in quanto è segno e costellazione influenzata direttamente dalla Luna, e per giunta nel suo doppio fluido, vale a dire che compare ben 2 volte nell'elenco delle costellazioni visitate dalla Luna oggi. Dunque, ricapitoliamo e vediamo che abbiamo lunedì, vale a dire la Luna, e dunque di conseguenza occultamente i valori della costellazione Cancro, e poi ci ritroviamo la costellazione Cancro come stella capo, la quale costellazione è presente ancora un'altra volta nel quadrato, vale a dire l'elenco delle costellazioni. Dunque, 3 volte Cancro. Sarà una giornata all'insegna dell'emotività, molto forte, più forte che in altri giorni. Verranno forse a galla questioni di famiglia. È probabile che non saranno questioni del tutto piacevoli per via della posizione di Scorpione in secondo posto, vale a dire nel suo ruolo di oppositrice per l'influsso della giornata. Bene, ci aspettano grandi cose, soprattutto anche dovuto a questa convivenza forzata, questa restrizione che in questo momento stiamo sperimentando per motivi comunque più che condivisibili e più che giusti, anzi effettivamente queste misure sono, per quanto dure e comunque anche decisamente importanti, soprattutto dal punto di vista economico, per tutta la realtà del nostro paese, la realtà non solo sociale ma anche lavorativa e per gli imprenditori, ma per tutte le famiglie, per la struttura della società in sé, comunque sono atte a contenere non solo un disagio che potrebbe essere ben più grave se non monitorato e gestito comunque in piccole dosi, e dunque nonostante questo comunque è chiaro che molti di noi trovano in queste giornate la possibilità o la prova di dover comunque affrontare di faccia, oppure non poter più ignorare alcune situazioni che sono nelle loro case, nelle loro famiglie, pertanto l'emotività può essere molto più accentuata in questo periodo, così come anche le tensioni, le liti, i conflitti, ma non ci agitiamo, sarà una situazione, sicuramente si protrarrà un altro po', ma come tutte le cose in questo mondo nulla resta uguale, tutto cambia, tutto si trasforma, perciò anche questa parte della nostra della nostra storia e della memoria storica appunto collettiva presto diventerà appunto un ricordo, qualcosa che comunque resterà sicuramente sui libri di storia per i posteri. La giornata comunque ovviamente ha un sapore più emotivo che concreto, reale o tangibile, sarà sicuramente sul piano delle emozioni, sul piano delle idee, delle illusioni, perciò è possibile che in alcune circostanze magari vedremo le cose più grandi di quelle che sono o peggio di quelle che sono, restiamo comunque centrati e rimaniamo con i piedi per terra. Del resto è l'invito delle successive costellazioni che si fanno via via più concrete. Abbiamo poi una coppia di costellazioni di terra, perciò la giornata passerà comunque all'azione, soprattutto dopo con Sagittario Ariete, e chiuderemo con delle costellazioni di aria, perciò è possibile che poi in fine giornata avremo
magari qualche spesa in più o qualche cosa da valutare per quanto riguarda appunto la famiglia, i fabbisogni della famiglia. Bene, detto questo, io vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto. Ci ritroviamo qui con le previsioni per martedì 17 marzo 2020, domani. Grazie e a presto.